delle Prealpi friulane. Le malghe di Porzus sono conosciute a livello nazionale per il famoso eccidio dei partigiani della Brigata Osopo che è avvenuto nel febbraio del 1945. Partigiani che sono stati poi sepolti nel Bosco Romagno, come abbiamo ricordato anche sul video che trovate nella scheda sopra. È conosciuto però anche per un evento mistico avvenuto nel settembre del 1855. Si tratta della nota apparizione della Madonna alla piccola Teresa Dus, una bambina del paese che non aveva ancora compiuto 10 anni. La prima apparizione è avvenuta nel Prato della Dolina, dove 30 anni dopo è stata costruita la cappella che ancora oggi è meta di pellegrinaggio. Le successive apparizioni invece sono avvenute nella chiesa del paese. In un primo momento i genitori e la comunità non credevano a questi racconti della bambina. A seguito dell'apparizione, però, sulla mano sinistra di Teresa è apparso un segno che lei ha detto essergli stato impresso dalla Madonna stessa. Si trattava di un segno che ha destato molto clamore nel paese e che consisteva in una crocetta di circa 3 cm di colore oro. Nonostante i genitori e anche altre persone incredule avessero cercato di cancellarla sfregando e lavando, la crocetta dorata risultava assolutamente indelebile. Poco tempo dopo, a causa di un'epidemia di colera, Teresa è rimasta orfana. Fu portata così a Udine, nella casa delle derelitte di Don Luigi Scrosoppi, il prete friulano che nel 2001 è stato dichiarato santo da Giovanni Paolo II per l'esempio di carità che ha testimoniato in favore delle tante bambine orfane a causa di queste epidemie che allora imperversavano in Friuli. Qui la giovane, nonostante i problemi di salute, nel 1867 inizia il noviziato e diventa una suora della provvidenza con il nome di Suor Maria Osanna. Muore però giovanissima di tubercolosi il 17 agosto del 1870 e le suore della sua comunità hanno testimoniato che la croce dorata, che era sempre ben visibile sulla sua mano, con la morte è diventata di colore bianco. Chi volesse approfondire questo avvenimento lo può fare documentandosi su internet o leggendo uno dei vari libri che trattano di questa apparizione. Il silenzio e la tranquillità del paese nel primo mattino
viene interrotto dal continuo arrivo di automobili e di persone. Oggi, infatti, 16 agosto 2020, si fa memoria dei 150 anni della morte di Teresa d'Us, Suor Maria Osanna, e nella chiesa parrocchiale si celebra una Santa Messa solenne a cui partecipa la comunità locale, ma anche molti pellegrini e devoti che arrivano da ogni parte del Friuli e non solo. Il Vangelo di questa domenica che il diacono ci ha appena letto. La Santa Messa è presieduta dall'Arcivescovo Monsignor Andrea Bruno Mazzocato con l'assistenza e la presenza delle Suore della Provvidenza, di Don Vittorino e altri religiosi e religiose devoti alla Madonna di Porzus. Collegatemi per piacere la telecamera a destra sul muro, grazie.
pagina 47. E l'ora che Dio. Ascolteremo la parola di Dio per la sesta domenica ordinaria dell'anno, ma le preghiere saranno quelle delle varie liturgie, cerimonie e ricorrenze che sono state già celebrate in altre giornate, ma che noi per tanti motivi vivremo in questo mondo. E cominciamo con la benedizione delle candele, qui faremo seguito con la tradizionale benedizione della gola per l'intercessione del vescovo Santiago. Carissimi, sono passati 50 giorni dalla solennità del Santo Natale. Anche oggi la Chiesa è in festa, celebrando il giorno in cui Maria e Giuseppe presentando il un peregrino Signore si assoggettava alle prescrizioni dell'antica legge, ma in realtà veniva incontro al suo popolo che attendeva nella fede. Fidando del Spirito Santo, vennero nel regno i santi vegliati Simeone e Anna, illuminati dal stesso Spirito, ricorrevano per
O Dio, fonte e principio di ogni luce, che oggi hai rivelato al Santo Vecchio Signore il Cristo per la luce di tutte le genti, benedici questo cielo. E ascolta le preghiere che vieni contro a te con questi segni luminosi e convinti di noi. Guida la sua via della fede perché giunga dalla luce della vita. Per il nostro Signore Cristo tutti gli e viva e regna con te la verità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Preghiamo. E benedice, Signore, la tua famiglia, e io vita ti ricordo anche del mare del tuo Santiago. Donale pace e salute nella vita presente, perché giunga la gioia di bene eterna. Per il nostro Signore Cristo tutti e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti dei secoli. Amen. Gloria a Dio nell'alto dei cieli, e pace in terra all'uomo che ama noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti lodiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio del cielo, Dio Padre onnipotente, Signore Dio di Gesù Cristo, Signore Dio agnello di Dio, del Padre, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi, che togli i peccati, accogli la nostra supplica, che scegli la regna del Padre, abbi pietà di noi, perché tu sei santo, sola Signore, sola tu, Signore Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Dio che hai promesso di essere presente in coloro che ti amano e con noi dicendo il Spirito nostro Signore, ci devi diventare perfettamente nel mondo. O Dio, Madre di Dio, accogli la nostra preghiera, e per l'intercessione di Maria Santissima, Maria, Madre Immacolata, che ricordiamo nelle sue apparizioni, fa che risorgiamo al peccato, alla vita nuova. Per il nostro Signore Gesù Cristo,
regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Osservare i suoi comandamenti, essi ti custodiranno. Se hai fiducia in lui, anche tu vivrai. Egli ti ha posto davanti fuoco e acqua, là dove stendi la tua mano. Davanti agli uomini sono la vita e la morte, il bene e il male. A un punto ciò che a lui piacerà. Grande infatti è la sapienza del Signore, forte e potente, egli vede ogni cosa. I suoi occhi sono su coloro che lo temono, egli conosce ogni opera degli uomini, a nessuno ha comandato di essere empio e a nessuno ha dato il permesso di peccare. Parola di Dio. Ripetiamo insieme: beato chi cammina nella legge del Signore. Beato chi cammina nella legge del Signore. Beato chi via chi cammina nella legge del Signore. Beato chi custodisce i suoi insegnamenti e lo cerca tutto il cuore. Beato chi cammina nella legge del Signore. Tu hai promulgato i tuoi precetti perché siano osservati interamente, siano stabili le mie vie nel custodire i tuoi decreti. Beato chi cammina nella legge del Signore. Sii benevolo col tuo servo e avrò vita, osserverò la tua parola. Aprimi gli occhi perché io consideri le meraviglie della tua legge. Nella legge del Signore. Insegnami, Signore, la via dei tuoi decreti e la custodirò fino alla fine. Dammi intelligenza perché io custodisca la tua legge e la osservi con tutto il cuore. Beato chi cammina nella legge del Signore. Dalla prima lettera di San Paolo, apostolo ai Corinzi. Fratelli, tra coloro che sono perfetti parliamo sì di sapienza, ma di una sapienza che non è di questo mondo, né dei dominatori di questo mondo, che vengono ridotti a nulla. Parliamo invece della sapienza di Dio, che è nel mistero, che è rimasta nascosta e che Dio ha stabilito prima dei secoli per la nostra gloria. Nessuno dei dominatori di questo mondo l'ha conosciuta. Se l'avessero conosciuta non avrebbero crocifisso il Signore della gloria. Ma come sta scritto, che occhio non vide, né orecchio udì, né mai entrarono nel cuore di uomo, Dio le ha preparate per coloro che lo amano. Ma a noi Dio le ha rivelate per mezzo dello Spirito. Lo Spirito, infatti, conosce bene ogni cosa, anche le profondità di Dio. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché ai piccoli hai rivelato i misteri della Regna.
Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Gesù disse ai suoi discepoli: non crediate che sia venuto ad abolire la legge e i profeti. Non sono venuto ad abolire, ma a dare compimento. In verità io vi dico, finché non siano passati il cielo e la terra, non passerà un solo iota o un solo trattino della legge senza che tutto sia avvenuto. Chiunque trasgredirà un solo di questi minimi precetti e insegnerà agli altri a fare altrettanto, sarà considerato minimo nel regno dei cieli. Chi invece li osserverà e li insegnerà sarà considerato grande nel regno dei cieli. Io vi dico infatti, se la vostra giustizia non supererà quella degli scribi dei farisei, non entrerete nel regno dei cieli. Avete inteso che fu detto agli antichi non uccidere? Chi avrà ucciso dovrà essere sottoposto al giudizio. Ma io vi dico, che sia a dire come il proprio fratello dovrà essere sottoposto al giudizio. Chi poi il fratello stupido dovrà essere sottoposto al silenzio. E chi gli dirà un fatto sarà destinato al fuoco della gioia. Se dunque tu presenti la tua offerta all'altare e ti ricordi che tuo fratello a qualche cosa costruite, lasci il tuo dono davanti all'altare, ricordi che prima riserviati a qualche cosa costruite, lasci il tuo dono davanti all'altare, ricordi prima riserviati a qualche cosa, mettiti presto in una croce del tuo avversario. Mentre sei partito, mettiti presto in una avversario ogni cosa mentre sei partito, mettiti presto in una avversario. Tu venga accettato in prigione. In verità io ti dico, che non avrai pagato fino all'ultimo spicciolo. Parola del dicevo all'inizio dell'introduzione che avremmo ricordato e celebrato alcune manifestazioni litturgiche che nelle altre parrocchie hanno potuto celebrare nelle giornate di santi. Abbiamo quindi benedetto i cieli che sono stati benedetti ufficialmente il 2 febbraio. Abbiamo compiuto quella tradizionale cerimonia della Vergine della Gola in febbraio per l'intercessione del Vescovo Emarco di Santiago. Ora io vorrei ricordare brevemente altre due liturgie e cerimonie religiose e civili. Quella delle apparizioni della Madonna a Lourdes e un accenno doveroso anche ai caduti delle Marche di Croce. Ecco, innanzitutto un breve riferimento alle 17 apparizioni. La Madonna è apparsa 17 volte dal 11 febbraio del 1858 al 26 luglio 16 italiane, sempre dello stesso anno. Una ragazza di nome Bernardetta Subirupa, 15 anni. Ecco, dobbiamo ricordarlo, l'hanno ricordato in tutte le parole, e dobbiamo
lei la chiamava la signora, a Chievo, e a fare un propaera male che gli chiedeva, la signora mi ha detto questo, quella signora mi ha detto quell'altro, e un giorno disse alla piccola, domanda a quella tua signora, come si chiama? Domanda da dove viene, domanda chi è. La bambina aveva 14 anni, ma i tempi immaginati, una miseria tremenda della famiglia, non ho potuto studiare, non era ancora andata a catechismo, non aveva fatto la prima comunione, quindi sapeva niente, si può dire, religione, non poteva sapere dei dogmi della Chiesa, come il dogma dell'Immacolata Concezione che Papa Pio IX aveva proclamato 4 anni prima, l'8 dicembre 1854. Maria Immacolata Concezione, cioè concepita senza il peccato originale. Immaginarsi quel tempo. Come poteva sapere la piccola Benedetta? Dicevo, senza catechismo, senza ed era anche per questo che il parroco non ci credeva alle apparizioni, pensava a caso di allucinazioni. Per questo che ha detto, domanda a quella signora chi è, come si chiama, cosa vuole. E la ragazza ingenuamente, diciamo con semplicità, signora, chi sei? Da dove vieni? E la Madonna ha fatto sì e poi mi rispose, io sono l'Immacolata. Diventava così come una specie di madrina di se stessa, di quello che il Papa aveva chiamato 4 anni prima. E quindi con tanta semplicità è andato dal parroco e ha detto, quella signora mi ha detto chiama Immacolata Concezione. Beh, il malato era male, è stato pure un fulmine in cielo, mai si sarebbe pensato. Sapeva che Benedetta non aveva cultura religiosa, non poteva essersi inventata questo dogma proclamato soltanto 4 anni prima, e quindi divenne il suo maggiore e custode di Benedetta. Dicevo, non possiamo non ricordare questo dia Giusto, perché i portosani, i nostri anziani, i nostri vecchi, hanno avuto fede in queste apparizioni, non per caso, non per niente. Nella cappella, quando hanno costruito la cappella dell'unico altare, hanno messo la statua della Madonna Immacolata. Non a caso, non a caso. E il quadro che Giovanni prima ci ha lasciato e che ha appeso è una riproduzione, si può dire, di lui, si chiama il fiume che sente la Madonna che appare alla Teresa d'Urso, già nel costume, diciamo, nell'ambito delle ospiti lì nella casa di San Luigi. Ecco, c'è da farti vedere il quadro di lui. Ecco, e poi quando ho dormito comprato la Madonna alle Segole, ecco questa traccia sulla destra. Dicevo, non potevo tacere, come ecco l'ultimo riferimento a questo proposito, Papa proclamato il dogma 8 dicembre 1854. Lo sappiamo, è ammassa la piccola Teresa della Iacona,
settembre dell'anno dopo 9 mesi. Dicevo sarà frutto di fattoria, ma voi lo sapete meglio di me, i 9 mesi è il tempo della maturazione della creatura nel ventre di sua madre e poi viene alla luce. Dopo 9 mesi matura una nuova vita. Per bello questo aspetto. Papa pronuncia il dogma di Maria Immacolata, 9 mesi dopo come vita, ecco Maria appare in questo luogo, in questa terra. È una e permettetemi brevemente, perché sento che il tempo ormai se n'è andato, non possiamo non ricordare anche le vittime delle macchine congiunte. Ecco, ieri sono state fatte delle cerimonie nel comune di Paedis, mentre che sto parlando a Canevola, stanno celebrando la vista di un cappellano militare con tutte le autorità civili, regionali, comunali, per lo stesso scopo, a ricordare le vittime appunto delle macchine congiunte. E ricordiamo che anche noi sollecitati dove siamo da alcune parole fortissime che abbiamo sentite nel Vangelo di San Matteo. Avete inteso che fu detto agli antichi, non ucciderai. Chi avrà ucciso dovrà essere sottoposto a giudizio. Al giudizio severo di Dio in questo caso, ma anche al giudizio della storia. Alla storia dell'oggi e alla storia del domani. Come del resto Papa Francesco da mesi che annuncia basta guerra, non più armi, parole pronunciate con estremo coraggio in questo ultimo viaggio in Africa di Sud Sudan, dove sono venute migliaia di morti, di uccisioni, di lotte fraterne, come sta avvenendo in Europa, dove dicono 100.000 persone, da parte giovani soldati, giovani di leva, papà giovani ancora, lasciando orfani, figli, vedove, più di 700.000 persone. A un certo punto si deve vedere contro questo. Non si può, per dire la nazione, continuare a distruggere, continuare ad uccidere. Il Papa già da più da 2 mesi lo sta dicendo, che mi sono permesso di dire domenica scorsa durante la festa di presso le scuole di Pakistan. O il Papa sta perdendo la testa, resta i nostri capi politici, o una ancora. Forse la stanno perdendo altri. O meglio, forse sarebbe da dire, il Papa ha detto e sta dicendo queste cose con un linguaggio incomprensibile anche dai cristiani, anche dai cattolici, perché è il linguaggio del Vangelo. L'abbiamo sentito poco tempo fa anche dal profeta. Trasformate il ferro dei carri armati in ferro per costruire strumenti di lavoro, strumenti di pace. E chi sta ascoltando? Che il Signore invece lo aiuti in questa sua testimonianza così fedele, così coraggiosa, e aiuti anche quanti laici
laici, ecco, continuano a predicare la convivenza pacifica, l'incontro, il dialogo, la comunione fraterna. Credo solo Dio, credo solo Dio Dio luce la luce, Dio vero da Dio vero, generato creato per noi uomini, però e salito al cielo significa del Padre, che di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi. E detto lo Spirito Santo, che è il Signore della vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per le profeti. La Chiesa una cattolica e apostolica, professo un solo battesimo per l'espiazione dei peccati. Fratelli, la parola del Signore e leviamo a lui la nostra preghiera, dicendo insieme, ascoltaci, o Signore. Ascoltaci, o Signore. Per la Chiesa, perché osservando i comandamenti di Cristo, sia nel mondo testimonianza viva di fede e carità. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per i governanti e i potenti della terra, perché ricerchino il bene comune, la pace e la giustizia. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per i detenuti, perché possano ritrovare la loro dignità di figli di Dio e scoprire la via della verità e della vita. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per noi tutti, perché lo Spirito Consolatore ci renda capaci di dare consolazione a coloro che soffrono. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Signore, che hai ascoltato queste nostre preghiere, ti chiediamo di esaudirle, che vivi con il Padre del Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Benedetto sei Dio che verso la tua volontà abbiamo ricevuto questo pane tutta la terra dell'uomo, lo proseguiamo in terra che diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei Signore Dio, la tua lo presentiamo a terra che diventi per noi e nostra salvezza. Preghiamo per sorelle, perché il nostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. La lode e gloria del suo nome, per il bene nostro, per la sua santa Chiesa. Dio venga a vedere la tua volontà, dare conferenza per Cristo nostro. Il Signore sia con voi. Diamo grazie al Signore nostro Dio. E veramente cosa vuole questa nostra fede, e fonte di salvezza e grazia sempre, e viene di nuovo il Signore con il Santo,
Dio potente dell'eterno, abbiamo riconosciuto il segno della tua immensa gloria, quando hai mandato lo tuo figlio a prenderci della nostra debolezza. In lui nuovo abbiamo eletto l'umanità decaduta, la sua morte partecipi della vita immortale, per mezzo di così ha lieto gli angeli. Dopo la gloria del tuo volto, al loro canto concedi, Signore, che si unisce la nostra voce nell'inno Dio. Santo, Santo, Santo è il Signore Dio dell'universo, il cielo e la terra sono pieni della benedetto colui che viene nel nome del Signore, proclama la parola del cielo. Padre Santo, tutte le ogni santifica questi giorni con l'educazione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli che costituisce la vita della sua passione, prende il male e le grazie del tutto. Lo diedi sui discepoli di Dio per i denti, mangiate, questo è il mio corpo, in sé, per voi. Dopo la cena di Samoro, prese il calice e due grandi piedi sui servi e disse: prendete e bevete questo calice del mio sangue, della nuova ed eterna alleanza versata per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Dopo questo, mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Madre, il pane del caso del fratello. Ti rendiamo grazie per averci afflitto con presente con un servizio sacerdotale. Ti preghiamo unicamente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisce in un corpo. Ricorda di Padre la tua Chiesa futura, su tutta la terra rendita perfetta dell'amore, in unione con il nostro Vescovo e tutto l'ordine sacerdotale di Econos. Ricorda i nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, anche i bambini, di Giuseppe, di tutti gli adulti che si affidano alla fede. Ammetti gli evangeli la luce di noi tutti abbi misericordia, dolce e abbondante la vita eterna insieme con la Beata Maria Vergine, Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con gli apostoli nostri santi patroni, San Giovanni Battista, Santa Lucia, Sant'Andrea Apostolo, San Silvestro Papa, i prodotti e tutti i santi e i maledetto di turno gradino, e in Gesù Cristo la tua. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Madre, Onnipotente, dell'unità, dello Spirito Santo, gloria per tutti i secoli dei secoli. Vogliamo oggi recitare la preghiera che ha insegnato per tutti i terremotati della Sicilia e della Turchia. Il Signore fonda coraggio, tutte le famiglie colpite non siano passate attraverso quell'esperienza. Il Signore aiuti, conforti e susciti tanta e provvidenza. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, sia così terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori,
vivere col Signore rimane, concedi benigno la pace tutti i giorni, con l'aiuto della tua misericordia, vivendo sempre dal peccato, sicuri dal tuo nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai apostoli, vi lascio la pace, do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale tu fai pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli e dei secoli, e la pace della tua terra, come Francesco così secoli proclamava, anche noi diciamolo alle nostre famiglie, al mondo intero, per l'intercessione della Santissima Trinità, il Signore ti conceda pace, bene e gioia. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Dove la pace. E anche noi che siamo invitati alla vita del Signore, l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di accettare, ma di soltanto una parola di Dio. Pagina 69, Immacolato.
pensato per le prossime 2 settimane, ecco, di conservare l'orario delle 10:30, così mi è più facile venire su, sinceramente, per dare un po' di tempo. Poi con Marco vedremo di tornare all'orario consueto. Quindi per le prossime 2 domeniche, salvo imprevisti, ancora la messa alle 10:30. Prego Luciano e Gina di fermarvi 2 minuti per il consulto di una certa cosa. Preghiamo. Prendo lo spunto anche, scusate, di ringraziare quel signore di nome Eugenio che si è dato da fare per vedete, le messe vengono adesso trasmesse per TV e quindi è un modo anche per far conoscere, diciamo, Orcius anche in altre parti, anche in tutta l'Italia. Preghiamo. Signore, il convito eucaristico fa che cerchiamo sempre dei beni che ci danno la vera per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Intercessione della Madonna, della salute di San Giuseppe suo sposo, ci benedica Dio Potente, che è Padre, Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andiamo in pace. Rendiamo grazie a Dio. Una croce vorrei sull'anno, una vita che è progetto del mondo, e di tutto l'anno che chiamiamo, non mancherà che il giorno del Dio, la vendetta non conviene, ma la vita deve andare con noi, come a vita se mi vuoi un po' di bene, io do tutti questo mio regno. Oh, grande santa, Madonna del Signore, oh, fede a buona domenica, buona settimana.
immagine